Cari amici, ben ritrovati, buon Natale a tutti. Continua il nostro tour attraverso i presepi del territorio che vi invitiamo sempre a visitare. Quest'oggi siamo a Volparo del Mantello, con noi Giovanni Saviane e il suo gruppo di amici del presepe, che adesso ci racconteranno qual è la novità di questa edizione 2024. Ben ritrovato, caro buon Luigi, Natale. Ben ritrovato anche a te, grazie di essere passato anche quest'anno a trovarci. Allora, quest'anno intanto tanti auguri, buon Natale a tutti i telespettatori. Il nostro presepe è ambientato su un paesaggio agricolo, dove Gesù è nato in un paesaggio agricolo, però la cosa più importante che raffigura il nostro presepe è la Porta Santa, dato che il 24 dicembre a Roma è stato aperto il Giubileo Pellegrini della Speranza da Papa Francesco. Quest'anno il gruppo del presepe ha deciso di fare la rappresentazione della Porta Santa per il nostro presepe. Fatto da chi ha creato la Porta Santa, Gino Rizzardo, che ringraziamo di cuore. E a proposito di ringraziamenti, Giovanni, li abbiamo tutti qua insieme, però è giusto che tu li nomini uno per uno per ringraziarli. Allora, abbiamo Valerio Rizzardo, che senza Valerio io non riuscirei a fare niente, perché essendo un pensionato mi dà una mano tantissimo su tante cose a fare, perché io essendo via tutto il giorno col lavoro. Dopo abbiamo Carlo, che anche lui new entry dall'anno scorso, che anche lui ci dà una mano tantissimo, un uomo tutto fare, cioè senza Carlo non si può fare niente. E l'ultimo arrivato che è qua con noi è Orlando, che anche lui quest'anno ha deciso di intraprendere questa avventura e speriamo che la porti avanti per tanto tempo. Adesso però i telespettatori sono curiosi, dove ci troviamo e quali sono gli orari per venire a visitare questo bellissimo presepe. Allora, ci troviamo a Volparo del Mantello, in provincia di Treviso. Il presepio è visibile dentro la chiesa dal 25 al 6 gennaio, tutti i giorni, dalle 9 a mezzogiorno e dalle 15 alle 19. Dopo il 6 gennaio verrà aperto solo la domenica, dalle 15 alle 19, fino al 31 gennaio. Giovanni, noi ti ringraziamo. Grazie Come a te. avete capito, Oriano, Carlo, Valerio e Giovanni vi aspettano qui a vedere questo bellissimo presepe. Voi venite, accoglieteli, ringraziateli, perché il loro lavoro è stato tempo tolto alle loro famiglie e lo hanno fatto per voi. Noi ci vediamo alla prossima puntata, vi facciamo ancora gli auguri di buon Natale e di un buon 2025, perché si sta avvicinando a passi veloci. Ragazzi, facciamo gli auguri, buon 2025. Tanti auguri, buon Natale. Buon Natale, e buone feste.